Restano la gioia e il sorriso di un'istantanea, l'ultimo ricordo di Filippo Bari, il 27enne di Malo, giovane papà, tra le vittime vicentine riconosciute della tragedia della Marmolada, immortalato in un selfie, il ghiacciaio alle spalle, mandato alla famiglia tra quelle montagne che dopo pochi minuti hanno travolto e inghiottito tra ghiaccio e roccia lui e gli altri alpinisti che stavano salendo in vetta. Lui tra le vittime di un bilancio della tragedia ad alta quota che si aggiorna di ora in ora e che vede la provincia vicentina la più colpita dai lutti. Con lui, tra le vittime riconosciute, ci sarebbero anche Paolo Dani e Tommaso Carollo. Stamattina la conferma, dopo l'identificazione da parte dei familiari di Filippo, arrivati a Canazei, che scuote le comunità di Malo e di Isola Vicentina, dove lavorava Filippo e dove risiede la famiglia che è sempre rimasta in contatto con il primo cittadino che scrive sui social: Filippo è scivolato via, la grande Marmolada se l'è voluto tenere con sé. Purtroppo la telefonata ha rivelato quello che non avremmo mai voluto sentire dire, che Filippo è stata una delle vittime, uno dei corpi, quello di Filippo è stato uno dei primi a essere trovati dal soccorso alpino, che ha fatto un lavoro enorme di ricerca. E la mamma in lacrime mi ha confermato che il suo angelo era partito per il cielo, quindi un ragazzo bellissimo, ma che purtroppo sul Marmolada ci ha lasciato l'anima, e quindi ci ha detto che la loro prima preoccupazione è quella di fare in modo che insomma torni a casa. E in attesa del rientro della salma per il giorno dei funerali, il comune di Malo annuncia il lutto cittadino. Poco fa ho sentito anche gli uffici e sentirò anche la giunta per dichiarare il lutto cittadino e quindi manifestare la nostra vicinanza ai familiari e a tutti i cari di Filippo. Mentre sarebbero 2 i vicentini feriti sopravvissuti alla furia del ghiaccio e ricoverati non in pericolo di vita a Trento.